Buongiorno amici di Matto Scacco. Allora, siamo ad agosto 2019, dunque l'anno scorso, e a St. Louis si disputava questo torneo Rapid e Blitz. Col nero, niente poco di meno, c'è Garry Kasparov. Prima di analizzare la situazione, fammi dire due parole sulla condizione in cui giocavano questi due giocatori. Avevano poco tempo sull'orologio, anzi, Kasparov aveva poco tempo sull'orologio, aveva solo 5 secondi in questo finale assolutamente molto delicato. Il bianco invece godeva più di un minuto di tempo e come cadenza c'è l'incremento. Per chi non è pratico di questi sistemi, essenzialmente l'incremento di tempo vuol dire che ogni volta che tu muovi e schiacci il tuo orologio ti viene aggiunto un bonus di un secondo, 2 secondi, 3 secondi. In questo caso l'incremento era di un secondo, quindi Kasparov si trovava in questa situazione a giocare con 5 secondi sull'orologio e ogni volta che premeva praticamente ci mette almeno un secondo a fare una mossa, quindi quel secondo che perdi per fare la mossa, l'orologio te lo restituiva. Vediamo com'è andata la partita. Qui il bianco ragiona, ha più di un minuto sull'orologio, ragiona. Kasparov intanto utilizza anche il tempo dell'avversario per cercare di ragionare il più possibile e qui decide di giocare a 3. Sicuramente si poteva subito catturare con la torre questo pedone, ma dopodiché seguiva sicuramente. Allora, si poteva innanzitutto cambiare questo alfiere, così si stava bene, e poi si catturavano entrambi questi pedoni e si poteva supportare questo pedone alla promozione. Perciò il bianco dice: non fammi rischiare, fammi giocare a 3. E quindi in modo fulmineo, B per A3. Ora immaginati veramente di essere Kasparov, che il tuo avversario sta per catturare e tu subito, senza neanche pensarci, catturi subito. Poi lui cattura subito e tu gli fai subito scacco. Lui ci pensa un attimo, va giù e fai alfiere per D4, cavallo per D4 e torre G2. Cioè, vederla a questa velocità è veramente follia. Vediamo un attimino, andiamo un attimo indietro così ce lo godiamo. Quindi, qui c'è stata la cattura di questo pedone, torre per H5, scacco, il re si è dovuto spostare, è andato in G1. Adesso c'è questo tatticismo, ti catturo il cavallo, così tu sei costretto a catturare questo cavallo e praticamente poi ci ritroviamo con questo bellissimo punto che io posso catturare. Infatti, alfiere per, cavallo per, torre G2, re in F1. Ed è su questa mossa che Kasparov allarga le mani come per dire: beh, è patta, cos'altro giochiamo a fare, no? Ma no, ma il bianco continua a giocare. Allora, se un grande maestro con l'esperienza di Kasparov ti dice che questa posizione è patta, probabilmente è patta questa posizione. Io penso che il bianco volesse speculare sul tempo, dato che il nero appunto aveva 5 secondi sull'orologio, sperava di vincere per il tempo. Quindi il bianco ha continuato a giocare, re in F2, torre G4. Guarda Kasparov come manovra la torre e come sarà decisiva la manovrazione, esiste questo termine, la manovrazione, il manovramento di questa torre che ora minaccia il cavallo e tiene sotto scacco questo pedone. Re va in E3 per tenere il cavallo. E questo ragazzi è tutto fulmineo, torre E4 scacco. Il re va in D3 e ancora una volta nel giro di meno di un secondo Kasparov gioca torre in E5. Ora si ha il caso di torre attiva contro torre passiva, cioè questa torre controlla questo pedone e la torre H5 del bianco non potrà mai togliersi da qui, altrimenti perde il pedone. Dunque un finale che era praticamente pari, adesso il karma sta facendo scontare il bianco che si ritrova praticamente con una torre inutilizzabile. Piuttosto che avere una torre inutilizzabile, il bianco gioca torre H2 e adesso bam, anche questo pedone è andato. Ora, leggero vantaggio del nero, da qui a dire che il nero vince ce ne vuole perché bisognerebbe portare con estrema calma a supporto del re di tutti i pezzi questo pedone a promozione ed è veramente tutto da vedere. È il turno del bianco che gioca torre in B2 minacciando l'alfiere va in D5 e qui fu giocata re 3. Perché
non si potrà giocare anche torre B5, te lo spiego subito, perché è vero che adesso il bianco inchioda questo alfiere, ma c'è questa semplice mossa di scacco, il re chiaramente non può andare su queste case né tantomeno su queste, costretto a indietreggiare, e ora tranquillamente ci si può proporre il cambio dei pezzi con alfiere C4, attacco doppio, il re va in F2 minacciando la torre e adesso cambio e la partita praticamente finisce in parità. In parità perché questo cavallo assolutamente riuscirà prima o poi a sacrificarsi su questo pedone e di conseguenza sai bene che con alfiere re contro re non si può dare matto. Ad ogni modo, su questa mossa non è stato giocato questo, ma è stata giocata re in E3. Segue torre in E5, scacco. Re in F2, re G7, Kasparov dice fammi andare su a dare una mano. Tutto questo ragazzi senza pensarci. Torre B5, F6. L'idea qual è? È quella che è vero, tu ora mi stai inchiodando questo alfiere, mi stai tenendo sotto scacco entrambi i pezzi, io gioco F6, così F6 mi controlla la torre e io posso spostare l'alfiere quando voglio. Torre in A5, re G6, subito. Qui il bianco ci pensa un attimino. Cavallo in E2, torre F5, scacco. I riflessi pronti di un leone. Re in E3, torre in E5, scacco di nuovo. Si poteva giocare anche torre F3 tranquillamente, re D4, alfiere in C6 e la partita poteva continuare. Comunque sia, è stata giocata torre in E5. Re va in F2, re G5 e qui bisogna stare sempre attenti a questo cavallo che può essere veramente insidioso con i suoi attacchi. Cavallo C3 con doppio attacco su questo bellissimo alfiere, semplicemente alfiere in E6. Ora le due torri si guardano, il bianco decide di cambiare, F per E5 e qui chiaramente la partita è patta. Come ti dicevo, non c'è modo per il bianco di riuscire innanzitutto, scusami, per il nero di riuscire a portare questo pedone a promozione, poiché ci sarà sempre il sacrificio del cavallo. Per esempio, proviamo a immaginare come poteva andare la partita. Re in E3, non so, re in F5, cavallo in E4, tra l'altro ora questo è anche bloccato questo pedone, alfiere in D5, cavallo in D2 e insomma e il cavallo tiene questo punto qui, non devi fare altro che continuare a spostare un po' di pezzi, cavallo in B1, scusami, in F1, alfiere D5, se spingi questo pedone praticamente ti condanni a morte, cioè a morte, a pareggio con cavallo G3, sposti il re e ora si sacrifica e la partita è patta. Dunque l'esperienza di Kasparov e la sua tecnica sui finali è venuta assolutamente in suo soccorso, soprattutto perché giocare con 5 secondi sull'orologio, ragazzi, è un'esperienza che non consiglio a nessuno perché hai un'ansia incredibile e in questi stati d'ansia, così come abbiamo visto anche nel video di ieri, Aronian ha addirittura lasciato la donna in presa. Kasparov invece ha giocato con assoluta lucidità e precisione questo finale che era già pari. Il bianco ha cercato di continuare a giocare speculando sul tempo, ma Kasparov da grande professionista chiaramente è rimasto interamente lucido. Bene ragazzi, spero che vi siate divertiti, noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!